È una rassegna culturale che può ospitare tanti gruppi a condividere il proprio pensiero e a cercare di fare un fronte comune, non violento, pacifico, perché questa è la strada che ci legittima il percorso verso la libertà e verso l'indipendenza. Per dichiarare e denunciare la situazione e quello che sta accadendo con una visione di consapevolezza che diventa inversa man mano che andiamo avanti, perché man mano che andiamo avanti ci conosciamo meglio. Si può costruire un percorso di fiducia reciproca soltanto trovando degli accordi condivisi in un cerchio. Noi le piramidi non ci piacciono. Non è possibile continuare a raccontarci le barzellette e a farci raccontare barzellette. Questa situazione è una situazione di occupazione coloniale. Quando siamo nati è nato anche il Tunes, si sono raccolte firme proprio bello, si sono raccolte persone che erano di varie estrazioni, alcuni che sentivano la proprio bello e altri che non sentivano la proprio bello. Adesso, dopo 2 anni, stiamo sempre di più rendendo conto quanto sia importante unire tutte le forze che sono anticolonialiste, perché questa qui è una giornata importante, no? Festeggiamo la liberazione da che cosa? Da un nazismo? Da un fascismo? Da che cosa? Perché adesso siamo sotto un'altra dittatura. Il ricordo della liberazione è un remoto ricordo di qualche ideale per cui sono andati a morire i nostri nonni sono andati a morire per un ideale di libertà che poi è stato completamente tradito. Siamo passati da una dittatura a un'altra dittatura, tant'è che l'Italia non è libera. L'Italia è una colonia, lo Stato italiano è una colonia. Per questo la giornata di oggi non è stata scelta a caso. Certo, io sono stata antifascista, sono antifascista, ma sono anche anticolonialista, perché non ci possiamo raccontare più la barzelletta che questo Stato sta perseguendo gli interessi del popolo. Il popolo sardo è un'altra cosa rispetto al popolo italici. E ci ricordiamo come è stata finanziata questa unità d'Italia, da chi? Dai Rothschild, che hanno finanziato guerre e hanno finanziato unità d'Italia che serviva per controllare meglio il territorio e togliere la sovranità ai popoli. Il gruppo giuridico è un'altra realtà che era nata durante questa rassegna culturale, si è creata l'esigenza di raccogliere le prove dell'occupazione coloniale che stiamo subendo. Non abbiamo intenzione di pagare avvocati italiani dentro i tribunali italiani. Quello che andrà fatto è un atto che proporremo al popolo sardo dove si sottoscrive che come la situazione secondo il gruppo giuridico, non mettiamo nero su bianco, qual è la situazione dei diritti violati che stiamo subendo come popolo. Stiamo continuando a ragionare su un paradigma fraudolento, sbagliato, che non ci porta da nessuna parte. Non vogliamo più essere complici dei crimini dello Stato italiano che supporta dei genocidi e dei criminali, finanzia armi a paesi belligeranti e Venezuela. Quindi siamo in mano a delle istituzioni italiane e europee catturate da lobby che perseguono interessi economici. Gli interessi economici non possono sovrastare sul diritto alla sopravvivenza, sul diritto all'autoproduzione dell'alimentare, sul diritto alla vita e alla salubrità ambientale e sulla dignità di un popolo. Il diritto comunitario europeo non è l'apoteosi del diritto, nella gerarchia c'è qualcosa di più sopra, di più forte, di più connaturato alla natura umana, che è il diritto internazionale, che è sopra c'è il diritto naturale, che è quello legato appunto alla natura dell'essere vivi. Ci devono attentare più alla sopravvivenza, siamo noi però, l'autodeterminazione del popolo è questo, quando un popolo dice cazzo mi stanno offrendo la terra, ci stanno finendo l'acqua. Il settore agropastorale è stato il primo a essere schiacciato, umiliato,
e ci ritroviamo adesso degli anziani che non hanno più la forza di coltivare la terra, non hanno più i nipoti, i figli a cui lasciarla e sono più esposti alla tentazione del denaro facile. Mondo europeo, perché quello è un anello al naso, perché ti danno la carota, ti diamo i soldi per scappare, però devi stare a delle condizioni che sono da schiavo, da dittatura. Possiamo stimolare gli agricoltori a far parte di una rete dove i loro prodotti troveranno un'accoglienza diversa, troveranno una rete di persone che Don Zipita arriveranno in quel punto lì, perché in quel punto lì è facile trovare chi si occupa della distribuzione dei prodotti che fanno parte della rete di quei agricoltori che hanno aderito a un circuito che sta crescendo, perché questo circuito prenderà poi contatti con altri. Siamo in tanti, non tutti siamo sempre dappertutto, però abbiamo i contatti con gli allevatori, con i pastori, anche con i pescatori, anche se si fanno un po' i tavoli loro, i pescatori, però cerchiamo di unirci. Questo modello di transizione non è per niente green, non è per niente etico e non è per niente sostenibile, ci stanno prendendo in giro. Non è per niente green perché ci stanno facendo scempio ambientale, ci stanno chiedendo una produzione di energia che non esiste, perché se avessero avuto davvero l'intenzione di fare la transizione energetica sostenibile avrebbero detto con i soldi del PNRR li mettiamo tutti i pannelli sui tetti, sistemiamo l'idroelettrico, facciamo il collegamento dei vasi. La transizione non può essere né etica né sostenibile se prevede un accumulo energetico che comporta lo sfruttamento dei bambini e del lavoro minorile nelle miniere, in Africa, in Congo. Non esiste, basta queste bugie. Non possiamo accumulare talmente tanta energia che serve per l'intelligenza artificiale, per far funzionare delle strutture che sono degli ecomostri tipo Einstein Telescope, che vogliono fare perché devono studiare i buchi nel culo dello scontro dei buchi veri, scusate, dell'universo e le onde gravitazionali, mentre qua ci mancano i medici nei paesi, ci manca tutto quello che ha a che fare con la dignità di un popolo. Non esiste che ci continuiamo a credere che questa transizione che ci stanno propinando sia qualcosa di coerente, è qualcosa che è una frode, non si chiama green, si chiama colonizzazione energetica. Spero con tutto il cuore che questo percorso, questa ricerca sia un contributo alla lotta.